Cari telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata di Ciclismo in Sardegna. Sfogliamo subito il sommario. Il servizio di apertura è dedicato alla prova di campionato sardo della montagna, primo Memorial Piero Carta e quinto Memorial Pierpaolo Bandinu, tenutasi a Orune e organizzata dalla società ciclistica Pedale Nuorese. Nel secondo servizio, l'ultima prova del campionato regionale di medio fondo, secondo trofeo Heineken città di Macomer, con la regia dell'associazione Il Fornaio Azzori Macomer. A Orune, la società ciclistica Pedale Nuorese ha organizzato la prova di campionato regionale della montagna. La gara primo Memorial Pietro Carta e quinto Memorial Pierpaolo Bandinu ha visto al via una settantina di atleti che si sono sfidati in un inedito e molto apprezzato percorso. Questo prevedeva una serie di salite, subito dopo la partenza, verso il versante a sud di Orune, con poi la classica e affascinante ascesa finale verso il paese arroccato sulla montagna. Il più attivo sin dai primi metri è stato Francesco Murgia della società ciclistica Loleandro, che ha attaccato con veemenza sin dai primi metri dalla partenza. Sandro Fancello, della società ciclistica Fancello Cicli, ha sempre cercato di controllarlo con azioni di ricongiungimento, ma alla fine Murgia, con testardaggine, è riuscito ad avvantaggiarsi su tutti e ha proposto una fuga solitaria. Giambattista Muretti, della Bici Mania Sassari, invece, attacca ed esce dal gruppo inseguitore sullo scollinamento della penultima salita e si lancia nella lunga discesa. Il gruppo, ormai già selezionato, insegue e allunga il passo nel lungo rettilineo prima dell'ascesa finale, ma Muretti si impegna e tiene a debita distanza il gruppo, che ha un distacco intorno a una manciata di secondi. Il gruppo, con sorpresa, dopo pochi chilometri molla l'inseguimento e si apre a ventaglio. Nessuno vuole prendere l'iniziativa di riprendere i fuggitivi. Muretti a via libera, incrementa il suo vantaggio, va a riprendere Murgia e in un breve dosso lo stacca e si appresta a scalare l'ultima salita. Murgia viene ripreso dal gruppo proprio ai piedi di questa, ma Muretti ha incrementato il suo vantaggio portandolo a 1 minuto e 30 secondi. Si affronta a sprombattuto le prime rampe dell'ultima salita e Fisio Pizzanti dell'Amspo Calangianus cerca di avvantaggiarsi, ma Christophe Massery della società ciclistica Loleandro mette alla frusta un po' tutti e tira per i primi 2 chilometri. Molti già si staccano o accusano distacchi incolmabili. Massery si sposta ed è la volta nuovamente di Murgia, che attacca nuovamente e va in fuga. Ne approfitta anche Domenico Pitre dell'Extreme Bike, che si accoda a Murgia. Muretti è sempre più solo, prende il suo passo senza strappi e, dosando la pedalata, continua a regolare. Il gruppo inseguitore, o almeno quello che rimane di questo, è messo sotto torchio da Matteo Magia della società ciclistica Monteponi, che scatta a ripetizione ma non dà continuità alla sua azione. Massery approfitta di questi cambiamenti di ritmo per piazzare un bel allungo a metà salita che sgrana il gruppo. A questo punto Magia rilancia l'azione assieme a Massery e, assieme a Samuele Sanna ed Emanuele Crobe dell'associazione Il Fornaio, riprendono Murgia e Pitre. Cedono Mario Fundoni della società ciclistica Logudoro Tours, Andrea Pillai della Tecnobike, Sandro Fancello, Gian Mario Schirru e Salvatore Tucconi della società ciclistica Fancello Cicli, Domenico Columbano dell'Amspo Calangianus e Giuseppe Nurchis del gruppo sportivo Royal Bike. Mentre perdono molto più terreno Marco Azzori e Gianluca Ibba della società ciclistica Il Fornaio e Gianluca Pirroni della società ciclistica Monteponi. Muretti è ormai all'ultimo chilometro e già assapora la vittoria assoluta, ha il tempo di rilassarsi un po' controllando il proprio vantaggio, mentre Massery imposta un bel ritmo in salita e il solo Magia lo tiene. Si defilano leggermente Sanna e Crobe, mentre alle loro spalle Pillai reagisce d'orgoglio, aumenta il ritmo e nessuno riesce a seguirlo. Il percorso, perfettamente allestito dalla società ciclistica Pedale Nuorese, è piaciuto tantissimo a Giambattista Muretti della Bici Mania di Sassari, che ha staccato tutti ed in solitario ha vinto il primo Memorial Pietro Carta e il quinto Memorial Pierpaolo Bandinu.
Una bella soddisfazione, la sua, per un vero scalatore che con tenacia e con un'azione a lunga gittata gli ha permesso di essere nel 2012 il re delle montagne sarde e campione sardo FC. Sono contento perché ho cercato di sorprenderli dall'inizio, ho anticipato, non volevo arrivare in salita, ai piedi della salita, così a giocarmela con gli altri, diciamo. Volevo seguire il mio ritmo, sapevo che se riuscivo ad arrivare ai piedi della salita con un po' di vantaggio sarebbe stato difficile venirmi a prendere. Allora, sono contentissimo perché veramente una vittoria così mi mancava già da un po'. Che dire? Entusiasta al massimo. Questo è un memorial dove il memorial di un ragazzo che appunto è deceduto qualche anno fa in un incidente. Io già a suo tempo ero riuscito a vincere questa corsa e la mia maglia l'avevo lasciata alla famiglia perché comunque mi sentivo in dovere di farlo. E oggi sono riuscito nuovamente a centrare questa vittoria e sono contento. Grande soddisfazione anche per Matteo Magia, che con il suo secondo posto è campione sardo nella categoria Elite Sport. Hanno cambiato il percorso e l'ho saputo più o meno alla partenza. E niente, diciamo che il miglior risultato, l'ho fatta 3 anni questa gara, il miglior risultato, quindi non posso che essere soddisfatto. Soprattutto perché è la prova unica del campionato della montagna e ho vinto la categoria, quindi oggi siamo soddisfattissimi. Soddisfatto pure Christophe Massery, vincitore nei Master 4, che ha attaccato per scrollarsi di dosso un vero osso duro, Salvatore Tucconi. Il percorso è stato un po' modificato, molto più bello del solito perché abbiamo trovato 2 salite sul percorso prima della salita finale e questo ha già fatto sì che una bella selezione sia operata nel gruppo. Io avevo i miei compagni di squadra della squadra dell'Oleandro che hanno fatto una bellissima gara. Francesco Murgia ha attaccato dall'inizio perché voleva assolutamente vincere la maglia nella categoria M3. La difficoltà era di battere soprattutto Sandrino Fancello e alla fine ci siamo riusciti, dunque per la mia squadra è un bellissimo risultato perché abbiamo preso la maglia sia Francesco Murgia che io, dunque una bella soddisfazione. Samuele Sanna, quarto al traguardo e vincitore nei Master 1. Bellissima gara di Francesco Murgia che ha attaccato sin dalla partenza e si merita senza alcun dubbio anche il titolo del più combattivo. Si riconferma poi campione sardo della montagna nella categoria Master 5 il bravo reporter di ciclismo in Sardegna Mauro Fundoni della società ciclistica Logudoro Tours, oggi un po' appannato ma sempre combattivo. In sintesi è stata bellissima la gara perché hanno un po' modificato il percorso, ci hanno stancato per benino nella prima salita, hanno aggiunto una salita in più e poi nel finale tutte le risorse che aveva uno le doveva spendere e quelli che sono andati avanti avevano più forza di me, io sono arrivato mi sembra ottavo, nono, non lo so. Comunque è andata bene, una bella gara comunque. Ottima gara di Bruno Maccioccu, sempre della società ciclistica Logudoro Tours, che si laurea campione sardo nella categoria Master 8. Letterio Logalbo della Polisportiva Com è felicissimo di aver conquistato la bella maglia di campione sardo nella categoria Master 7. Bellissima lotta invece nei Master 6, dove Francesco Deiana della società ciclistica Fancello Cicli ha battuto allo sprint Giuseppe Salis della società ciclistica Il Fornaio. Deiana veste nuovamente come lo scorso anno la bella maglia con i 4 mori. Va in archivio con successo il campionato sardo della montagna 2012, ben organizzato come sempre dalla società ciclistica Pedale Nuorese, che con la partecipazione del comitato organizzatore della festa ha deliziato tutti i presenti con un sontuoso pranzo. Durissima, durissima, poi hanno aggiunto 30 km con salite e discese abbastanza impegnative, quindi è iniziata l'ultima salita che veramente eravamo belli affaticati. Io ho faticato all'inizio, poi sono riuscito a rientrare, ma poi hanno attaccato e ho dovuto mollare. Comunque sono andati bene quelli della mia squadra, Samuele Sanna e Emanuele Crove, sono arrivati nei primi 5 penso. E comunque è una bella gara, dura ma bella. Sì, sono campione italiano in carica dei Master 6 del fondo. Sì. Rappresentate una bella squadra. Sì, la Fancello Cicli Terranova. Sì, siamo un bel gruppo, è un gruppo di amici.
Fatichiamo per raggiungere i risultati. Bene, bene, soprattutto la partecipazione, fatica male. Oggi giornata veramente calda, però davvero grazie ai partecipanti perché un bel successo davvero. Speriamo bene l'anno prossimo. Tosta questa salita all'arrivo qui a Orune? Eh sì, 10 km, però è degna del campionato della montagna, quindi bella salita e anche altre salite prima ci hanno fatto sudare oggi. Il tracciato abbiamo provato per la prima volta, questo è un po' una novità, nel senso che le altre volte, teniamo conto che la gara è circa 10 anni che si fa, si è cominciato con delle cronometri individuali, poi è diventata cronometro a squadre, poi abbiamo fatto diversi anni una prova dove c'era circa 25 km in tutto, questa volta abbiamo voluto provare a mettere una seconda salita e quindi un percorso un po' più movimentato perché alcuni dicevano che era un po' troppo da passisti come percorso, quindi abbiamo voluto fare una prova proprio di... Adesso sento cosa, io sono appena arrivato, sento cosa dicono quelli che hanno fatto la gara per capire se possiamo continuare così anche i prossimi anni eventualmente.